Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è valido il segnale, gran partenza di Waston dei Mag che cerca poi di parcheggiare in seconda Numero 3, posizione ultimo alle spalle Lord, di Tommy. squalificato. E all'esterno a questo punto si presenta Zeus Mark, ma è veloce anche Zastavadaghi che viene via in terza ruota, in quarta c'è l'errore di Zastavadaghi, l'errore anche di Zeus Grad, l'errore di Urbe del Ronco. Cavalli Numero ovviamente nervosi 5, dopo 5 Zeus partenze Mark, annullate. Vediamo all'esterno allora c'è Numero nuovamente 11, Zastavadaghi che Urbe si del presenta in Ronco, terza ruota, va squalificato. su Zibellino Matto che tenta a sua volta di sfilare e vi riesce dopo 400 metri addirittura in 32,8. Vediamo in seconda posizione Tommy, mentre all'esterno cerca di farsi luce Zeus di Girifalco che va all'attacco, e due amazzoni Jessica Pompa e Caterina Dami alle prese dopo un giro di gara in 1-3-3. Una seconda famiglia formata da Tommy e Waston dei Mag. Al largo c'è anche Turbine LP, mentre più indietro cerca di risalire anche Tyron Grad. Intanto 1:18,6 per il chilometro iniziale. E 800 alla conclusione con Zibellino Matto e Zeus di Girifalco che lottano con a ridosso Tyron Grad. Più indietro il resto del gruppo sparpagliato a 600 dalla conclusione. Comunque Zibellino Matto ancora in grado di controllare la situazione contro il tentativo di Zeus di Girifalco. C'è però lo scatto in terza ruota a questo punto di Tyron Grad che si profila in vantaggio a 400 dalla conclusione. Zibellino Matto però vende cara la pelle, insiste Tyron Grad, Zibellino ancora lungo la corda, Tyron Grad che insiste all'esterno, attacca e Zibellino Matto si difende ancora con coraggio all'ingresso addirittura d'arrivo. Tyron Grad all'attacco, Zibellino che ci prova, i due prendono netto margine di vantaggio e si giocano la vittoria negli ultimi 100 metri di gara. Tyron Grad fa valere una superiore levatura nel finale, viene a vincere su un ottimo Zibellino Matto, mentre al terzo chiude Waston dei Mag che precede Turbine LP. 1:17,4 preso però dalla testa, 31 a chiudere Matteo Zaccherini, raddoppia così il successo ottenuto in precedenza e viene a vincere questo Trofeo Crocerossi italiano, seconda tris della giornata. Secondo posto per un Zibellino Matto davvero in grande spolvero che Jessica Pompa porta al comando dopo 400 metri per vendere carissima la pelle anche nel finale e cedere soltanto in retta d'arrivo ai 100 conclusivi quando Tyron Grad porta l'attacco decisivo. Per il terzo dovrebbe essere il numero 10 Waston dei Mag che controlla di misura l'estremo tentativo di Turbine LP.